Ciao, allora sono Astrid, non brava con i video, quindi sarò breve, come vedete faccio foto. Questo messaggio è per Gianluca e Cristina di Trekking in Friuli. Avevo promesso di portare in una delle nostre bellissime montagne questo sassolino dell'amicizia che voi avete lasciato sul monte Guarda. Eccoci, allora siamo sul Quarnan con una panoramica, potete vedere. Vabbè, non importa, l'importante è andare, l'importante è camminare, non importa. Bellissimo panorama, ma pazienza, bello lo stesso. Quindi questo è il sassolino che noi lasciamo qua. Mi auguro che qualcuno lo porti su un'altra vetta, perché poi alla fine il gioco è quello. Non lo porti via, ma lo prenda per portarlo in un'altra cima. E quindi grazie, un saluto agli amici di Trekking in Friuli, seguiteli perché sono molto bravi anche, e suggeriscono bei sentieri da fare come noi facciamo di solito con i loro suggerimenti. Si vede che non faccio video, quindi un saluto, ciao! Bravissima, grazie, ciao! Intanto bentornata. Oggi cosa facciamo? Oggi andiamo verso Casera Plums. Plums, sentiero 150. Via si parte. Arriviamo al paesino di Colina e lasciamo la macchina nel parcheggio in piazza perché la discesa per arrivare all'attacco del sentiero è un po' ghiacciata. Il tracciato è ben segnalato e fa parte di un anello ben più strutturato che sicuramente faremo però questa primavera. La prima parte la facciamo nel bosco seguendo il sentiero CAI 150 e lasciamo la strada forestale, che comunque ci porterebbe alla casera, per il rientro in modo tale da fare un anello. Il sentiero è sicuramente consigliato per chi ha già utilizzato alcune volte le ciaspole, ma allo stesso tempo non richiede esperienza da alpinisti esperti. Il rientro lo facciamo lungo la comoda strada forestale che ci riporta al punto di partenza. La camminata è stata piacevole e non particolarmente faticosa, una ciaspolata diversa dal solito che sicuramente apprezzerete quanto noi. Grazie per essere arrivati fino a qui, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima!